E siamo tornati in studio, siamo qui con i Redivivi Freve che Brusa, sono arrivati, si stanno preparando come si deve alle dive, no? Hanno bisogno di un tempo di preparazione che noi non gli abbiamo concesso perché siamo cattivi, ma veramente cattivi, anzi abbiamo messo anche le cuffie con il cavo arrotolato, così sono costretti da soli ad arrangiare. Siamo stati un po' cattivi con Freve che Brusa, ma la colpa è di Sara perché l'abbiamo voluta talmente tanto qui e lei ci ha sempre snobbati. Adesso ci spiegherà anche il perché. Benvenuti Freve che Brusa. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Base. Come? Cioè, io prima di essere Sara Brusada, gli ero Sara Camoma. Questa roba non è mai sparita. No. Nel senso che... Però mi giunge nuova, Sì, nuova. perché sono eterna, qualsiasi roba mica mette una vita. Fa parte... Ti dico solo che... Allora... Il giorno della mia nascita, ok, io ero podalica, cioè dritta, nella posizione non corretta, fino al 90°, zona Cesarini. Zona cesario, anzi, perché mia mamma l'ha portata a fare il cesario, aveva fatto l'ultima ecografia e ha detto, signora, si è girata. All'ultimo momento. E mia mamma ha detto che ha già rotto i coglioni, sta qua. Cioè, ecco, questo è stato il mio esordio nel mondo terreno, quindi non me la toglierò mai. Guarda, io ti capisco perché secondo me la camoma è proprio una caratteristica connaturata nel DNA dei veneziani. Cioè è un vocabolo che abbiamo inventato noi. Sì. E solo a Venezia poi, cioè a Milano non trovi gente con la camoma. No, vabbè, io sono di Caorle, nativa, originaria, però dopo 15 anni a Venezia, bene o male, già ero così di mio, nel senso che era già genetico, no, sto fatto. Sì, ma anche voglio dire, Caorle è uguale, anche è un'isola, sì, cioè è uguale proprio nel senso che sta facendo la stessa fine di Venezia. Purtroppo sì. Abbiamo una bellissima isola degli alberghi. Esatto, sta diventando un paradiso per turisti e paradiso per i residenti. Mi avevi i brividi se si va a fare il bagno, ma insomma, per tutti i ori, vabbè, insomma. Beh, quello è un po' il problema di tutte le spiagge d'Italia, però le spiagge con gli scoli industriali in fianco. Mamma mia, ragazzi. Però, insomma, dai, sì, la camoma è una probabilmente connotativa degli isolani. Sì. Perché in isola il tempo non esiste, no? No, infatti, ma poi c'è una cosa che la gente non capisce, no? Ad esempio anche il fatto stesso che noi dobbiamo sottostare ai capricci del clima. Cioè c'è la nebbia, il battello non va, quindi devi stare in isola. C'è l'acqua alta, non puoi arrivare al lavoro, quindi te ne stai a casa. Cioè ci sono delle cose che ti costringono a vivere secondo i ritmi della natura. Ma per cui. In realtà anche nella vita al di fuori, nel senso che tipo, allora io ho preso la macchina stamattina per arrivare a Marghera e a un certo punto ho beccato il camion della Veritas davanti, è la natura, anche qui. Certo. Per quanto tu voglia spingere certi ritmi, non siamo fatti per... Allora, io parlo per me alla fine, però io non sono fatta per fare corse, non fa parte del mio carattere, no. E più dopo comincia a fare musica brasiliana, comincia a fare reggae, Ma infatti, guarda, abbiamo avuto la settimana scorsa Pupa Giallo e Berto Smiling Roots, che tu conosci molto bene. Ciao. E abbiamo parlato anche di te. E ovviamente Beh, abbiamo scoperto che sai, Pupa è stato a New Orleans, no? Mm-hmm. E Berto ha vissuto un sacco di tempo a Londra. Mm-hmm. E abbiamo scoperto che in realtà tra queste 4 città c'è veramente una similitudine, che è dovuta al fatto che sono 4 città costruite sull'acqua. E l'acqua porta a questo tipo di situazione. L'acqua è un bel elemento, oltre a essere il mio elemento, perché so pesci, tra l'altro. Però è proprio, tra l'altro, ecco, uno dei pezzi nuovi è proprio dedicato all'acqua. Che se è in cantiere, verrà fuori appunto coperto, in realtà lo stiamo già proponendo, ve lo facciamo anche così. In anteprima. Dopo, in anteprima, abbiamo un inedito di quelli così, la cantalele però, perché magari mi dismente che parole. Ecco. Oppure no, potrei farlo anch'io, oppure mi serve il testo. Guarda, per liberarti da questo peso che vedo che ti sta schiacciando l'anima, sei libera di parlare in dialetto. Cioè questa radio è una radio inclusiva, ama tutti e in particolar modo le differenze, per cui puoi parlare in dialetto, anzi per forza via libera vecchia. È difficile, no? Nel senso, ho fatto anch'io radio a Radio Vanessa, sì. a Casteo,
E per me non mescola, io mescolo sempre tutto, cioè vedi, Certo. mi mischio sempre tutto, quindi che sia un po' italiano, un po' dialetto, alla fine io penso che l'importante è che si capisca. Sono d'accordo. Poi c'è una cosa, sai, noi veneti per anni abbiamo subito questa specie di pudore riguardo al nostro Madonna, accento, no? sapevo. È come se ci vergognassimo Sì. di far sentire la nostra parlata. Ma al punto che è uscito il libro di Steve Giant, 35 anni di reggae in Italia, no? È uscito il suo libro, l'ha presentato al Bacarando Sì, l'altro sì, ieri, e nel suo libro, faccio un piccolo spoiler, ci sono delle persone che dicono io facevo radio con Steve e dopo un corso di dizione sono andato a fare radio. Dopo un corso di dizione. Ma io mi domando, ma secondo voi Valerio Mastandrea è mai andato a fare un corso di dizione? No, guarda. Cioè, Gigi Proietti è andato a fare un corso di dizione? Allora, O Siani, comico napoletano, è andato a fare un corso di dizione? ma là è stata purtroppo l'abitudine della TV che ci ha sempre proposto quel tipo di Che però dialetto. una volta non era così, No, perché mi ricordo... negli se- anni. Beh, voi due avete la mia età, per cui vi ricordate Maccario? Sì, beh, Maccario era di Torino, parlava così, cioè e non c'era nessun problema, no? Nessuna vergogna. No, ma guarda, io prendo come riferimento Balasso, no? Balasso dice, allora, anche a teatro, fai dizione, fai il corso e parli con la dizione, le aperture, le vocali. Ma chi cazzo parla così? È finta quella cosa, cioè Esatto, nessuno esatto. parla in quel Esatto. modo, no? Forse allora, il TG4. Ecco, allora una delle cose della mia personalità, insomma, è che molto spesso purtroppo non ho filtri. Questa cosa qua, cioè per me stare all'addizione, cioè può essere, no? Tu devi arrivare, quando dico devi arrivare a un pubblico più ampio. Certo. E penso, allora io quando ho cominciato ad ascoltare reggae e prime cose che ascolti, Marley, cosa capiva la gente quando ascoltava Patua, che non è inglese, No, ed sentivi la vibrazione. certo. E dopo, se ti interessa, se sei curioso, certo. vai in cerca di vedere cosa diceva sta gente. Tanto che secondo me la maggior parte della gente che ascolta reggae non ancora capire cosa che diceva Marley, direbbe il nonno man. Ed è così, perché Ciao, nonno. ciao nonno, da quanto ben. Ed è così, e quindi il dialetto cos'è per me? La lingua madre. Sono Cioè d'accordo. mia mamma mi parlava in dialetto. Il grande Bunna. C'è stata una polemica tra un gruppo di reggae nuovo, no? Che a me non piace neanche, poi guarda, se potessi li eliminerei dal mercato musicale, ma vabbè, vabbè. è giusto che ognuno si esprima a suo quello che modo. vuoi, basta che non mi pesteggi. L'unica pecca di questi ragazzi è che dall'alto della loro arroganza, perché si sentono i giamaicani d'Italia, hanno detto sì, beh, gli Africa Unite però potrebbero smetterla di cantare in italiano e cantare in patua, perché sono poco credibili. Gli Africa Unite sono poco credibili. Vabbè, secondo Allora, a me- prescindere che gli Africa Unite sono i tuoi padrini, perché senza di loro tu il reggae non lo faresti adesso, quindi non rompere i coglioni. Poi Bunna ha risposto semplicemente: io sono di Torino, canto i problemi di Torino e lo faccio in modo che i torinesi mi capiscano. Punto. Ma poi io artista posso fare un po' quello che voglio io. No, ma sai il bello qual è? Cioè, no, vai a dire ad Alfa Blondy di non cantare nella sua lingua madre. Non lo so. No, allora, una delle robe che a me dà fastidio in generale nella vita è quando ti dicono ma potresti Devi fare- farla così quella roba là. E il discorso è ma chi la sta facendo quella roba? Io. Allora io la faccio come voglio io. Esatto. Se tu vuoi qualcos'altro, te ciappi e te ho fatto. Come diceva il mio saggio nonno, falla te. Bravo, fai a te. Ma siamo qui con il Freve che brusa! Ciao. Scusate il lungo sproloquio tra me e Sara, ma non ci vediamo da un pezzo, siamo amici e quindi abbiamo anche cantato insieme. Sì, diciamo. c'è la pignata Bogge. Sì, tra poco venirà fuori il tocco anche. Ecco. Ma andiamo anche a presentare il resto dei Freve che sì, brusa, che sì, sì, guarda te. questi due baldi giovani. Super giovani. Allora, alla mia destra, che voi non vedete, però non importa, Daniele Galletta, fondatore assieme a Claudio Cucchierato, che è alla mia sinistra, e dei Frevi da Samba, che insomma, gruppo storico. Quanti anni aveva ormai come gruppo, no? Dal 2004. mi sembra. 2004, quindi 18 anni. No, Siete maggiorenni, poi già la patente adesso che se ve ne siamo. Dopo venivamo fuori da due formazioni diverse, venivamo fuori da Rega ancora. Ecco. Puff Bomb, ti ricordi Puff Oh, Madonna.
A proposito di A proposito fondazione. con il fratello, con King Roll alla voce, il cantante. Noi abbiamo fatto il primo disco reggae in Italia. certo. Chicchetta Gianni qua. Galliger di Savona. Sì, Vai, sì. Diamine de Mestre ancora, pensate. Infatti, il primo disco, questa è verità, c'è anche nel libro di stile. È storia, Questa è storia. Il primo disco reggae fatto in Italia è stato fatto da una band veneziana, sì. i Puff Gong, di cui abbiamo qui un esimio rappresentante. Noi abbiamo fatto il primo tributo a Bob Marley, Tenda Striscia di Roma, con gli Africa United, e dopo dei different style del bar. Different style, sì. E i Ayer di Fantastici. Milano. Parliamo degli anni 80. Sì. Siamo stati i primi in altri del gruppo a Venezia. Pensate quanti Pensa anni che sono no. passati. Quindi ho il capostipite qua del reggae da una parte e da st'altra ho il capostipite della musica brasiliana E veneziano. Wow. e veneziana, prima veneziana. Sì, prima italiana in realtà, Ecco. prima leggera italiana come gran parte insomma, dei musicisti della mia generazione, ma anche prima. Poi musica brasiliana naturalmente e soprattutto musica veneziana, perché prima ho suonato a Venezia, quindi sia mia musica. Secondo, ho avuto la fortuna e il piacere di collaborare con Stefano Scuttari, Mhm. che sta anche lui un grande chitarrista, compositore, insomma, musicista completo veneziano, che ha fatto una ricerca proprio nella nostra musica dai giorni d'oggi tornando indietro fino al 1400. Quindi musica veneziana che ne avevamo parecchia, Bene. purtroppo sconosciuta. Beh, si potrebbe farne una trasmissione. Io ho un angolo che si chiama Il Boggio che ne manca, in cui parlo di cultura veneziana, in senso lato ovviamente, non cultura veneziana riferita solo a Venezia centro storico, ma alla cultura veneziana in senso generale. ampio. Per cui, compreso anche a Caorle. Ah, ecco, l'isola di Anche a Albergo. Beun. Io direi che è il momento di suonare. Vuoi un tocco? Vogliamo un tocco. Un tocco, andiamo dritti con Amp Town. Ok. Visto che siamo a Marghera, Eh sì. ha bisogno di presentazioni questo pezzo, Matteo, secondo te un attimino? Sì. Dai. Sì. Allora, Amp Town è il primo singolo, tra l'altro, che abbiamo fatto con i Freve che Brusa. Che è un progetto nato in pandemia, tra l'altro, no? Freve che Brusa è la fusione tra i Freve da Samba e a Sara Brusala. Noi abbiamo collaborato tanti anni, sono felicissima che questo sia stato proprio il primo pezzo che abbiamo fatto assieme, che è dedicato a un grande amico di tutti noi, anche sì. a tuo, insomma ormai siamo già alla seconda edizione Respira Day, faremo la terza. Mauretto Baratto, fondatore di Handtown, che è questa meravigliosa bottega che è qua a Marghera, via Castelli 5, fermo fianco. E Mauro ha fatto il cambio e questo è quello che una delle cose che è nata dopo che Mauro ha fatto sto cambio energetico, insomma, e ci ha lasciato un patrimonio, non so, di persone. Io ho conosciuto una strage di persone da quando c'è sta roba, tra cui Berto, a cui stiamo lavorando al disco nuovo, e un sacco, anche la famiglia di Anche Mauro. Patricia. Bellissimo, cioè io ho conosciuto un sacco di gente bella. Certo. Mauro conosceva gente diversissima, Sì, sì. anche agli antipodi se vuoi. Abbiamo avuto qui Morris Barter Ensemble la settimana scorsa insomma. di Felicia Porter. Felicia cosa so già è già nel mio calderone. Guarda, se chiedi a Felicia di farla suonare, lei è Sei Felicia? È Felicia. E avvicinati un po' di più con la chitarra, Sì. altrimenti non ti sentiamo. Non ciappa. Freve che brusa, Hamp Town. I used to go to the Town store, place full of energy and good vibration. Maybe some reasoning made smiling faces, the eyes of the owner is warm embrace. I used to go to the Town store, place full of energy and good vibration. Maybe some reasoning made smiling faces, the eyes of the owner is warm embrace. Para ancora de poder andar, sciappare il tram e arrivare a Marghera. Un largo sport pieno di incensi, discorsi, consigli, succoni e semenze. Che bevai, che c'era
tutti coscienti che al varcare a porta un gran bel sorriso i gavari a trovare. I used to go to the Town store, it's full of energy and good vibration. Having some reasoning made smiling faces, eyes of the owner's warm embrace. I used to go to the Town store, it's full of energy and good vibration. Having some reasoning made smiling faces, eyes of the owner's warm embrace. Musica a presenza costante, armonica, ukulele, djembe, cassa e rullante, profumo inebriante, cose verse rotoante. Fermite un par di orette a rilassare a mente, che vai, che c'era adentro, quanta pazienza, passione e temperanza, e quel buso che ne se resta, doveva impedirlo, de musica elevata. I used to go to the Town store, place full of energy and good vibration. There is some reasoning made smiling faces, eyes of the owner's warm embrace. I used to go to the Town store, place full of energy and good vibration. There is some reasoning made smiling faces, eyes of the owner's warm embrace. Used to go to the Town store. E come diceva Mauretto, sarebbe nascere liberi, senza bandiere e origine, non andando uno contro l'altro, ma viaggiando insieme, stando tranquilli. Tanto di noi stessi a meta sapevamo e sempre avevamo da arrivare. Oggi anda a fare in culo a tutti. Rilassati e respira quella poca aria buona che ancora ne resta. Beh, Mauro. Grazie mille, grazie mille. Grazie. Questa canzone mi emoziona sempre, che devo dire. La Dico sempre lacrimuccia, sì, ogni volta la lacrimuccia. Dico sempre groppo, Sì. faccio fatica. Infatti è quello che dicevo, pubblico imparatevela che io ogni tanto mi perdo, mi sbaglio parole, vado. Non è facile, Non no? è facile, no. Gestire. Però, ripeto, quante robe belle, no? Che sono venute fuori, che ci ha lasciato. Poi io con questi tipi di passaggi, insomma, in qualche modo ho avuto contatto anche molto da giovane, perché avevo 18 anni quando mia mamma ha fatto il passaggio, e quindi è comunque ogni volta, no, Una una mazzata, bastonata certo, sui certo. genocchi che ti lascia un po' così, in genoccion per un fiantino. Però si può trasformare, no, quell'energia Sono là. d'accordo. E questo pezzo qua è proprio la trasformazione di quel groppo che è diventato melodia grazie a Lele che guarda che qua ragazzi, Tocchi grossi. mamma mia, cioè io a Lele, perché voi non vedete ma io sto facendo l'inchino tipo Cioè, pensate, cioè, e se Sara, a cui noi facciamo l'inchino, fa l'inchino ai suoi musicisti, sì, cioè, no. per carità. io aver conosciuto i Freve da Samba, che poi anche là è stata una roba assurda. La prima volta che li ho visti, te sai dove che ha fatto il concerto? Al centro Boldù. Che c'era, cosa c'era? Il centro di salute mentale. Certo, Quindi certo. eravamo tutti nel posto giusto, capiamo? Sì, ma sai che a me la parola igiene mentale mi fa sempre un po', cioè mi viene da pensare a tipi che si spazzano nel cervello. Ma Cioè, sa che non si sbaglia comunque a darsi una grattata al cervello ogni tanto. ma sai che... La spascia del ferro che vorrei Sì. di volte. Svito, Io sono sempre d'accordo con la Sara. svito le spasce del Che ferro. anni c'era? Anni 90? No, gli anni 90, Anni zero. 80? No? Ah, sì, Anni scusate, 70. quello lì, Oh, sì, sì. sono dell'83, adesso svegliamo Ecco, l'età ecco, della avete svelato l'età di Sara. Però volete venga quasi il centro 2000. Alzheimer. Sara quindi siamo sul posto nell'83, nell'83 lui aveva la sala prove a Saccafisola. Ecco, Ah, sì, io sì, nascevo. è musica, no? E io sono giudecchino, per cui so. No, era almeno il 2004. No, Più avanti, sì. Cioè, dopo. 2009. Una roba così.
Dopo che sono andata via in Spagna, sì. Comunque Vabbè, sono comunque si è passati passati tanti anni, sì. Ed è stato amore a prima vista. Io l'avevo, il primo approccio con la musica brasiliana, non ce l'ho avuto, pensa, con la banda da Rio, che viene nominata poco, però è stata uno di quei progetti che i carnevali, insomma, Sì. dal 2000 in avanti, o forse prima, perché io sono arrivata dopo, con Briccola, organizzata da Bebo Seggi, Emiliano Alberti, poi c'erano altri, Alvise Pascottin. E poi con gli anni ho conosciuto prima loro che non c'era proprio samba, no? Cioè si avvicinava, era questa roba. Quando io ho sentito Claudio e Daniele ho detto ostia, perché l'ostia è stato, cantavano in dialetto, cioè la particolarità dei Fleve da Samba è che fanno musica brasiliana ma cantata in dialetto veneziano, quindi per me è stato tipo ma si può fare queste robe qua allora, no? E basta, là è nato tutto, cioè scaturita sta roba che poi con la pandemia io ho collaborato con loro, abbiamo insomma ho fatto, come si dice, ho fatto i brassi, no? Ho imparato un sacco di robe, cioè Lele poi mi ha fatto scoprire un sacco di musica che per me ormai adesso sono pilastri, insomma, anche di quello che a volte cerco di mettere, diciamo, sul piano musicale, non so, sul primo disco, è unico al momento, che è Brusaria mio, e il personale, diciamo, in cui lei ha collaborato tantissimo su tutti i pezzi, diciamo, col tiro brasiliano, ovviamente c'è Daniele. C'è un pezzo Quindi che su Baiano Strano. certo, Ciorti. Sì, quello è il primo pezzo che Lele ha arrangiato di quello e forse anche una delle prime robe che io ho scritto in assoluto. È stata proprio Baiano Strano. E insomma, quando me l'ha mandata tutte queste robe, allora una volta mi mandava questo, è stato così, no, poi che è nato Certo. il disco. Io gli mandavo i testi, dopo lui ogni tanto mi diceva senti cosa ho fatto. E dai, alla fine abbiamo fatto sto disco. E uno dei pezzi che magari è rischioso, perché io lo chiamo rischioso, nel senso che è stato fatto proprio, cerchiamo di farlo brasiliano, non dico come faria i brasiliani, perché l'abbiamo fatto noi siamo brasiliani, però con quell'input, no? Che è Sogno, che tra l'altro era uno dei pezzi preferiti di Mauro, no? E là si sente proprio il samba enredo, cioè samba che te dovresti vedere i piastrelli che svolano, no? Quei surdi che bim bum ba, Sì, poi apro una piccola parentesi per gli ascoltatori, no? Che quando si parla di musica brasiliana viene sempre in mente la samba e il carnevale di Rio, mentre in realtà il Brasile è lo stato più grande del Sud America. È grande come l'Europa. È grande come l'Europa, per cui parlare di musica brasiliana, io nel mio piccolo ho fatto sentire un po' di cose differenti, no? Dai Racionais MCs che erano i migliori rapper brasiliani, no? Che hanno collaborato con Public Enemy, ai Tribalistas, a cose di diversa natura, che sono quelle che compongono poi il mosaico della musica brasiliana, che è vastissimo Mamma mia. ed è immenso, è tutto da scoprire. Perché io ad esempio sono un fanatico, siccome ho come te, ho questo contatto con l'acqua e quindi con Iemanjá, sono un fanatico della musica di Salvador G. Bahia, no? Per cui gli Orishas, sai, Olodum, tutte quelle cose là un po' sacre, diciamo, no? Sì. Però adesso io vorrei far sentire una cosa che voi sapete cos'è. Cademo. Occhio che arriva, porta la sfiga, col passo fa mani, e porta la sfiga, occhio che arriva, occhio, scusa se mi tocco, io sono elegante, ma sfigati distante, di voodoo, macumba, esorcismi, maculele, senza vergogna, e se me ne rogna, tutto vestito de nero.
la moma, la gente non si cura e poi mette paura. Non teme anche ai cani, col passa il fama. La calma, con l'acqua si ritira, ma dopo arriva l'onda e poi purtroppo sfonda. Riti, voodoo, macumba, esorcismi, maculele. Cordi, bicordi, amuleti, non siamo perfetti, non stiamo ristiamo. Ed erano i Freve da Samba, ovviamente senza Sara, perché era lo step precedente. Sì, ma te che sentivo che tocco. Beh, madonna. Ah, ecco. Beh, ma non è che siete qui a fare le macchie sui leopardi. Ciao. Allora, tia. Eh. Allora, qua parlavamo degli Orisha, giusto? Gli Orisha, che per gli ascoltatori non so, penso sia un... Chi dice che cosa è questa roba? Gli Orisha sono delle divinità e appartengono a una religione afrodiscendente che fa parte di tutta l'America Latina, diciamo. Qui che si è perso tocchi sempre qui de sora, in Nord America l'ha perso tocchi, vabbè. Ma la parte sotto, in maniere differenti, non so, a Cuba, a Santeria, in Brasile è si chiama candomblé. Sì, il candomblé. Una, perché poi ci sono varie forme Certo. di candomblé. Cioè, perché? Perché comunque appunto il Brasile è grande come l'Europa, tutto è mescolato, dalla musica alle influenze culturali. Quindi quel sincretismo che poi il candomblé a un certo punto crea, quel parallelismo con la religione cattolica, cristiana, perché viene fatto? Perché così gli rompevano meno le scatole fondamentalmente. Assolutamente. No? Sì, hanno fatto quello che hanno fatto poi tutte le religioni, no, sottoposte al gioco della religione cattolica. Cioè la Madonna diventa la madre, no, cioè la madre diventa la Madonna. Esatto. E via così. Ogni Orisha è associato ad un santo. Certo. Ok? Quindi prima nominavi Iemanjá, che tra l'altro Iemanjá si festeggia il 2 febbraio. Sì, a Venezia. o 2 di fevereiro. A Venezia cosa c'è? E a salute. No. No. Calma. Nasciuta già a novembre. No, è salute a novembre. A Venezia è in concomitanza la festa della Sensa. Sì, no? è senza. Santa Barbara. No, Santa Barbara è in dicembre Yes. e Jansa. Ma la festa della Sensa, cioè lo sposalizio. Sposalizio col mare, Venezia certo. col mare. Cos'è a marzo? È questa roba qua, sì. Marzo, sì. Sì, cioè siamo in questo tipo di sincretismo. In realtà noi lo sincretizziamo dopo, ma siamo tutti coi gai, cioè io la vedo così, Vabbè, ma no? Il mondo è cioè, uno, ovvio, quindi ovvio. la coscienza collettiva è una sola, prima o poi ste robe. Allora, con i Freve da Samba era uno step precedente, però noi abbiamo fatto anche dei corsi proprio con Claudio di cultura afro-brasiliana, Ok. cioè con le presentazioni delle divinità, ogni divinità è associata ad un colore, ad un ballo e ad un ritmo nella ritualità. Però poi in Brasile si cantano anche a livello, diciamo, popolare, cioè anche di musica proprio pop, l'MPB, la musica popolare brasiliana è questa roba qua. E noi per un buon periodo, soprattutto è lei che mi ha portato, Claudio mi ha portato dentro questa roba, no? Questo tipo di energie differenti associate alla natura alla fine, è questo quello che ci piace. Tanto che ne piace talmente tanto che ogni tanto facciamo dei pezzi dedicati a questi Orisha. Perché? Non lo so perché non mi viene da cantare Gesù, però mi viene da cantare Iemanjá piuttosto che Ojun, piuttosto che Oxalá. Oxalá, vestito di bianco, viene sincretizzato con la figura di Gesù Cristo.
e rappresenta in realtà la pace, lo spirito, de animo. Quindi è uno di quelli, forse io che sono un'anima inquieta, abbastanza, a cui spesso e volentieri te che dici, guarda, fammi un piacere, mettimi sta mano sulla fronte e calmami di nuovo. E proprio per questo, tra l'altro, l'anno scorso era venerdì 17, mi ricordo bene perché ne piace, no? Altri forse no, di solito era venerdì 17, era uscito Canto per Oxalà, che appunto è il singolo dei Freve che Brusa dedicato a Oxalà. Ma prima io avevo partecipato con Lele e Claudio, che c'è anche il video su YouTube se andate a vedere, di un pezzo sempre dedicato a Oxalà, Orisha della pace, che si intitola Epa Babà, che è il saluto che viene fatto all'Orisha. E noi ve la facciamo in diretta, ti voglio. Sì, fantastico. Avvolto da un dolce canto che in neve mi porta via, verso tre righe della poesia, rifletto il mio pensiero diretto a chi che sia, un grassi per illuminar la via. E pa babà oh shalà, 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 e wa ora e wa esce baba, e wa ora e wa esce, e wa ora e wa esce baba, e wa ora e wa esce. E pa babà oh shalà, e pa babà oh shalà, e pa babà oh shalà, e pa babà oh shalà. Eppa babà. Grazie mille, bellissimo, questa è molto intensa. Ma ci arriva un messaggio sulla nostra linea telefonica, ci chiedono che poi in portoghese Brusa è la strega, no? Brusa è la sì. strega. È fatto apposta, è voluta questa cosa? Assolutamente sì. Assolutamente sì, è voluta. E infatti è scritta con la X, che in veneziano, mi dice Lele, non si mette, si usa però non si proprio su mamma, come che si dice. Allora, però sì. Attenta che qui sfondi una... Mi arriva in scivolata. No, io sono, sai, Dima. studio il dialetto veneto non a livello accademico, ma da dilettante, ma sto studiando il dialetto veneto. Ho scritto anche un po' di tomi, insomma, in dialetto veneto. E la X in realtà sta ad indicare soltanto la doppia S. Ed è una forma arcaica. Cioè, Venezia, ma arcaicamente si scriveva con la X. Ma ad esempio tanti fanno l'errore adesso di scrivere ze con la X, mentre se tu guardi i nissioetti, ovvero i cartelli che sono quelli che poi indicano come va scritto il dialetto, no? Sì. Saisada
non è scritto con la X, è scritto con la Z. Quindi la pronuncia Z è data dalla Z. Poi ci sarebbero cose che ormai sono in disuso. Ad esempio, se tu guardi e dici, ma perché tutti i nissoliti sono in dialetto, mentre quello, ad esempio, della chiesa di Santa Maria Formosa c'è scritto chiesa? Perché quella è la dicitura originale. Si scriveva chiesa e si pronunciava cesa. Si scriveva ciodo, no, si scriveva chiodo e si pronunciava ciodo. Perché quello era... Poi alcune forme vanno dismesse, ovviamente. La X ormai è rimasta solo per indicare la città, no? Venezia, ma nessuno la usa più sulla WS. Addirittura anche sul famoso dizionario della lingua veneta, quello del Boerio, no, quello del 1800, Boerio. Sì, la WS è WS. Sì. Quindi no, Strasse si scrive Strasse. Cioè, e solo nella dicitura della città si usa la X. Beh, dopo questa cosa da nerd... No, ma secondo me è giusto di spiegare anche ogni tanto, perché dopo a me mi dicono ma sei sempre puntigliosa, però insomma voglio dire, le robe io penso poi, che fai bene. Poi sai, per fortuna la lingua è fluida, no? Le lingue sono fluide, per cui certo cambiano continuamente, quindi il veneziano che parliamo noi non è lo stesso di mia nonna, cioè mia nonna diceva butiro, manteca, no? Quando dice cosa torna a pastiglia non lo diceva cosa torna a siea. Penso. Per cui e vedi, lui ride perché lo sa che si diceva così. Sì. Invece sì, allora Brusa è stato volutamente scritto con la X proprio per questa duplice significato, no? Quindi brusada perché perché brusada? Perché il nonno a un certo punto ha cominciato a chiamarmi brusada e quindi aveva ragione, è un dato di fatto, e quindi me lo sono tenuta stretta come... Ok. E sì, ha a che fare, ma anche il titolo del disco, no? Che si chiama Brusaria. Sì. Dite volte lesi brusaria, cioè brucerei, no? Oppure come la brocheria, no? Certo. Bruceria è maghesso, sì. no? Sì, che come la robe che brocheria, fai streghe. certo. Rime qua. So poco strega. Sì. Ma sai che, no, infatti a questo proposito, e a proposito del fatto che prima hai detto che c'è una mente collettiva, no? C'è un sentire collettivo in tutto il mondo. Abbiamo avuto ospite ieri a Vitamina D, la trasmissione condotta da Fulvia Chiaro e da Adriana, una cantante che vive in Italia ma è africana, si chiama Josiette, bella, ciao Teo, è sabato mattina, Martial, che ha scritto un libro cantando i colori, che è un metodo di canto basato sull'utilizzo dei colori, per cui ad ogni colore viene associato un tono, no? E ad ogni tono viene associata una parte del corpo è un elemento, quindi come dicevi tu, no? Cioè ad ogni tonalità, i corsi che hai fatto con lui, no? C'è un colore per ogni tono, e lei ha sviluppato una tecnica di canto che è molto affine a questa cosa, no? Per cui vedi, tutto torna. Tutto gira, sì. è così. Allora, adesso non lo so se farvi fare un altro pezzo dal vivo che mi piace tanto o fare sentire per assonanza il canto Paroscialà, la versione da studio. Oxalá, meu orixá, por favor venha me ver. Eu preciso me encontrar, fazer do mundo meu lugar. Oxalá, meu orixá, por favor venha me ver. Eu preciso dessa paz que só você me traz. É paz, é luz, é a força do amor. É fé, axé, é toque de tambor. Eu sinto, eu vivo, de nada mais preciso. Agradeço as energias que me acompanham cada dia. Oxalá, meu orixá, por favor venha me ver. Eu preciso me encontrar, fazer do mundo meu lugar. Oxalá, meu orixá, por favor venha me ver. Eu preciso dessa paz que só você me traz. É paz, é luz, é a força do amor. É fé, axé, toque de tambor. Eu sinto, vivo, de nada mais preciso. Agradeço
que são as energias que me acompanham cada dia. Oxalá meu orixá, Oxalá meu orixá, Oxalá meu orixá, preciso dessa paz que só você me traz. Freve che brusa, canto para Oshalà. Che bella roba. Sì, pensa che il testo è nato mentre andavo in bicicletta in mezzo ai campi. In un momento un po' di tensione personale. È una preghiera, no, alla fine. Sì. Per quanto noi da sta parte del mondo preghiamo, te preghi. Perché? No? Perché no? Voglio dire. Che poi, nel senso, non sei che devo pregare perché mi dassi skate, devo pregare perché mi mettessi tranquilla, voglio dire. È un po' diverso. Però fa un po'... cioè, è questa roba che le religioni si sono mangiate la spiritualità. Perché religione e spiritualità sono due cose ben diverse. Esatto, no? Fondamentalmente. E quindi che è quella roba che secondo me, perché adesso viviamo su la società è un po', io lo definisco abbastanza schizofrenica, no? Tutti che corrono, tutti che va, tutti... E questa roba, invece, tornando al discorso della lentezza, dell'acqua e la spiritualità, in realtà è quella roba che ti rimette anche assieme al ritmo che ha tutto. La terra di suo veloce non è mai stata, voglio dire, no? Quindi, No, ci mette un anno a fare un giro. per carità, che si di robe che bisogna fare subito. No, io non dico di no, no? A volte c'è dei momenti in cui bisogna fare e se le fa, però l'essere umano non può vivere perennemente sotto quello stato di stress de corsa, no? Ma sai che infatti, a questo proposito, io cito sempre questo storico che diceva che gli uomini primitivi, contrariamente a quello che noi pensiamo, riposavano un sacco. Come i gatti. Cioè loro lavoravano per 3-4 ore al giorno, cacciavano, raccoglievano, poi facevano le loro cose, ma avevano un sacco di tempo libero, che è quello che gli ha permesso di creare la prima arte. Ciao. Cioè di decorare i vasi, di dipingere le grotte, perché senza l'ozio la cultura non sarebbe nata. Quindi questo spingerci sempre al limite, secondo me è un disegno ben preciso. Come dice il mio buon amico Luca Zulu dei 99 Posse, è un disegno criminale. È un disegno criminale, è fatto apposta. Sì, cioè, non... voglio dire, è palese che siamo tutti verso l'esaurimento, no? Certo. Sì, per me non è una roba, lo vediamo, basta che apri tutti i giorni succede roba che gente che ti mette... Bicer pieno si impegnisse. Una via di testa, sì, siamo tutti al limite, per questo Certo. bisogna rallentare. Certo, perché se certo se ti riempiono di fuffa, non ti sta altro. Non hai tempo di riempirti di cose utili e belle. Esatto. Ah, ma che discorsi con i Freve che brusa, fantastico. Filosofici, cioè. E quindi un altro pezzo live, io direi. Un altro pezzo perché, live. Pezzo live. Anche perché abbiamo due amiche che sono in autostrada e che ci stanno ascoltando e gradirebbero molto alleviare un po' questa tensione. Se hanno delle richieste, basta che come l'ultima volta, cosa sei che ne vado a mandare ogni tanto quando vai a suonare, tipo, ma non fate niente di, non so, un nome, non dico Battisti, però una roba che devo guardare, ho detto, ma lei la sa sicuramente, che ho detto, ma mi non so buona a cantare, Battisti. A noi è successo con i Rio Terà di andare a suonare a Redentore, a Forte Gazzera, e ti lascio immaginare cosa c'è a Redentore a Forte Gazzera, qui gente che arriva con i mega impianti, con reggaeton a tutto volume, no? E sta signora si avvicina e ne dice a metà concerto: ascolta, ciao, ma di a Pausini niente? Una roba così mi aveva chiesto. Io ho guardato un po' l'ibita, ho detto, guarda, sì, adesso parlo col chitarrista, tranquillo, mettete là. La stessa cosa che ho fatto anch'io. Cosa fai quando ti trovi in quella situazione? Sì. Cosa devi fare? Niente. Allora, a proposito di mantra, questo è il mantra, io ormai l'ho definita così. Il titolo è CV, che non è curriculum vitae, però se c'avai, che alla fine è il nostro curriculum vitae, no? Nel senso che quelle che dai, quelle che prendi fanno un po' la persona che sei.
E questo appunto io quando lo facciamo assieme è il mantra per la vita, però se bella, se divertente, mi piace, è molto brusata, questo ha molto lo stampo, insomma. Io amo questa canzone, lo ecco. premetto. Ma come? Penso sì che faceva schifo, dopo noi dicevamo che cazzo. Ciao vai. Ciao vai perso, ciao vai, le mani diverse. Ciao vai perso, ciao vai, dei viziai. Ciao vai perso, ciao vai, da situazioni avverse. Ciao vai perso, ciao vai, la tempistica. Sbagliare, ciao vai, ripisa, se un verbo volgare ti tira dritto, non sta che badar, che nella vita bisogna imparare a ciavarsene, non farsi ciavar. Ciao vai perso, ciao vai, da man diverse. Ciao vai perso, ciao vai, dei viziai. Ciao vai perso, ciao vai, da situazioni avverse. Ciao vai perso, ciao vai, da tempistica. Sbagliare. Ciao vai, ripisa, se un verbo volgare ti tira dritto, non sta che badar, che nella vita bisogna imparare a ciavarsene e non farsi ciavar. Ciao vai perso, ciao vai, da man diverse. Ciao vai perso, ciao vai, dei viziai. Ciao vai perso, ciao vai, da situazioni avverse. Ciao vai perso, ciao vai, da tempistiche. Sbagliare. Ciao vai, ripisa, se un verbo volgare ti tira dritto, non sta che badare, che nella vita bisogna imparare a ciavarsene, non farsi ciavar. Sabion. E come non essere d'accordo con questa filosofia? Certo. Fa parte della vita. Le 3C, le 3C. Sì, fa parte della vita. Sono d'accordo con voi. Sì, sì. E dipende sempre da come la prendi, la vita. Assolutamente, lo diceva anche Rocco questo, dipende sempre da come la prendi. Ma veniamo a questioni proprio meramente tecniche. Una persona che volesse approcciarsi ai Freve che Brusa, come fa? Avete dei social? Avete... Sì, ormai social, siamo tutti social, anche siamo tutti a casa, no? Quindi Facebook, Instagram, più se cercate Freve da Samba e Sara Brusada, X, no? Come si dice? Trovate tutto su YouTube, su Spotify, insomma, quello che stiamo facendo e che man mano viene fuori, sì, è tutto tracciabile, come i pacchi che vi arriva a casa. Quindi basta ascoltare. Dischi, loro ne hanno ancora, fisici, se qualcuno volesse acquistarli. Io li ho finiti, ne ho stampati pochi e li ho finiti, però sto lavorando a quello nuovo, quindi siccome è tutto autoprodotto, bisogna distribuire le energie economiche col sesto, con fiat e cervello, quindi volevo ristampare, però ho detto no, sto cominciando un progetto nuovo, intanto vado avanti con quello nuovo, poi se diventiamo mondiali stampiamo tutto, però per il momento facciamo le robe a volta, un passo mai più lungo della gamba, anche perché mi sono 1,5 metri, ti sa, denti che mi ciao, se vado a pescare, cioè no. E quindi sì, trovate tutto, c'è tutto. E date possibili future? Ciao, adesso appunto io sto lavorando al disco nuovo, anche i Freve da Samba stanno lavorando al disco nuovo,
quindi siamo un po' così in quel pantano di produzione. Però insomma sì, un po' con l'anno nuovo, sì, nuovi appuntamenti sicuro arrivano, insomma, con la primavera probabilmente. E intanto buttiamo le semenze sotto, aspettiamo che cresca, no? Ci vuole pazienza per queste robe. Anche perché tra la pandemia, gli aumenti delle bollette, queste robe qua, sai che capisci? Cioè trovare da suonare live Non dirlo, è molto difficile. hai capito? Quindi se qualche locale dice ma beh, ciao bene, fine saver, noi ti veniamo. Tra l'altro. Sì, no, ma poi il bello è che anche adesso che la pandemia è finita, poi, siccome c'è un'esplosione di live, cioè tipo noi per avere una data al Morion abbiamo dovuto perché tutte le band ovviamente vogliono suonare live, sì. perché per 2 anni a casa, no? Anzi che poi anche per voi è stato difficile questa cosa della pandemia, cioè restare chiusi in casa, o in realtà vi ha aiutati a produrre? Ci ha aiutato cioè i Freve che Brusa sono nati in pandemia. Ecco, vedi. M-Town è nato in pandemia. E Tanto voi- Parascialà in pandemia. E voi due angeli vendicatori che siete sempre zitti? Sì, più o meno. dai. No, beh, sì, per me personalmente la pandemia ha fatto bene. Sì, perché non lavoravi, avevi la Sta possibilità di tranquillo, non fare so di qualcos'altro. assà e soprattutto ho dedicato il tempo alla musica, a arrangiamenti, a produzioni nuove, eccetera, insomma. Sì, infatti noi si sperava che poi con la pandemia si avesse capito, no? Che rallentando un po' si andava tutti meglio, no? sì. Invece un cazzo proprio. Guarda, per Peggiorato. No, No, tipo una fionda, no? Hanno tirato e poi hanno mollato la palla. ti via. arriva sulla Oh! fronte Sì. così pa. Cioè non ce la fanno proprio. No, Ma no. dove? E ora, che c'era un vecchio detto veneziano che diceva: cosa occorre che ti cori, con occorre che ti cori. Cori solo che ti occorre che ti cori. Cioè sì. Che, no, E, questo... come diceva il Battista Cocco, no? Cori, cosa che ti cori. Esatto, che ti cori, non ti infatti rimarrà Battista mai. Cocco saccheggiano a piene mani la musica veneziana, sappiamo, con risultati molto buoni tra l'altro, perché la versione di Nero Nero dei Battista Cocco ad esempio a me piace tantissimo. Sono bravissimi, io, sì. cioè, mi piace. Abbiamo avuto qui anche tantissimo, loro, abbiamo avuto anche loro. Poi sono tanti anni che anche loro con i Freve da Samba dicono no, bisogna che facciamo una roba tutti insieme, poi sai i tempi, robe, magari a un certo punto secondo me succederà, no, sta roba. Sarebbe- Faremo un festival latino Sarebbe veneziano. una sinergia Ne ho altri 3. molto bella. Bisognerebbe unire tutti i gruppi veneziani, fare una cosa insieme, sai, più quelle cose che fai insieme, quelle che magari Ecco. però è difficile. A Venezia, ecco, io in Manca, 15 anni manca. di Venezia, la cosa che ho notato e che continuo a non capire è perché ogni realtà musicale, ogni gruppo è come se fosse un isoto ma senza ponti, no? Esattamente. Venezia ha quanti ponti ha? Alti che se tipo Sui 460. sì. Vabbè, capivo un cazzo di come che funziona la vita. Cioè, nel No, senso, non hanno capito. le robe va messe insieme. Sono d'accordo. Insomma, Sareta una volta già era così, perché faceva, quando siamo qui a Fubò ancora, li faceva sull'istituto d'arte, faceva sempre i concerti che si univa. Adesso cosa è cambiato? Certo. Purtroppo. Lo Bisogna so. ritornare Non lo so. al passato. Si è Certo, perso il perché, senso del comunicare. perché i musicisti una cosa devono impararla, e qui hai ragione, che da soli Se fai seghe. rimangono degli atomi, Ecco. no? E non riescono a costituire delle molecole, per cui non formano materia, non formano costrutto. E invece insieme le cose si fanno. Ed è una delle cose che tentiamo di fare anche noi con Radio Base Venezia, no? Di creare dei progetti. Beh, voi lo fate ad esempio, voi siete Esatto. 3 entità che si fondono e cioè siete... E si intercambiano e senza Assolutamente. nessun tipo di... Cioè, è uno scambio. Sì, ma infatti io non vedo perché no. Cioè, come dici tu, purtroppo c'è una mentalità che porta le persone a fare i 3 concerti, no? Uno al Bacarando, uno da FIFO e l'altro no. E va bene così, siamo i migliori del mondo. No, non è così. Cioè, so. Fiori, testa bassa e pedalare, perché no? Ma poi è il discorso della condivisione, nel senso io Sì, con ma- loro ho imparato un sacco di robe. Allora- Adesso lavorando con Berto, tante altre, con te e Dionisio. Cioè, versi un fiacco. Poi magari tanti se più le fai, se già arrivai, non so dove ci sia arrivai. Però Non so, esatto, infatti. voglio dire, no? La vita. Beh, finché l'altro ci giorno si abbiamo viva- avuto qui un cantante che a veneziano cantava in gondola e adesso ha fatto un disco con Brian May. Ecco. Cioè, ma Brian May, perché? Perché lui ha fatto questa collaborazione con la cantante di Brian May, no? E lei era in studio e ascoltava il disco di questo cantante veneziano e Brian May ha detto: ma secondo te lui vorrebbe la mia chitarra nel brano?
No, fa proprio schifo. Cioè, Brian May, capito? Che ha detto, secondo te è il fio. Cioè, Ecco, e questi invece che vivono qua e suonano da FIFO, senza nulla togliere perché FIFO è un grande, no? Fuori, manco Che- Malchi che sei. Esatto, per fortuna. E al Morion fanno una data qua, una data là e sono contentissimi e non li puoi toccare perché loro sono i migliori del mondo e guai a avvicinarti perché c'è un musicista veneziano in particolare di cui non faccio nome che è un mio carissimo amico per errore in battello lo ha toccato e questo si è girato dicendo oh ma ti me tocchi non sai che so mi Ah, però. capito? Pensami che sono metro e mezzo in batteo. Te paghi che cosa fa? Volevo far cagnare ogni Dovevi 30 centimetri. andare via con le stellette ninja per uccidere la gente. Mamma mia. Altro brano dal vivo? Facciamo Sì. un'anteprima agua. Ha deciso Claudio. Sì, che bello, un'anteprima. Allora, signore e signori, all'ascolto, in anteprima assoluta, Freve che brusa, Acqua, come si chiama questo pezzo? Acqua. Acqua, In veneziano. in veneziano. Guardate a me. Se me ricordo. Provo a cantarla io, dai, magari mi dismento che parole, ma non stai Facciamo insieme? facciamo insieme, dai. Acqua sacra, dolce salada, acqua mare, tutta natura, acqua doce, piove rugiada, acqua viva e senza più cura. E senza cura. La forza che ne leva, lo spirito le altera. La forza che ne ha bocca, testa e l'anima. La forza che ne insegna, tutto sempre scorre. La forza che disegna strada che ha percorre. Nessuno che fa caso che sia abbondanza. I conti li faremo più tardi, dove sarà mancanza. Acqua sacra, dolce salada, acqua mare, è tutta natura, acqua giusta, piove rugiada, acqua viva e senza più cura. E senza cura. Entro l'acqua se formemo, senza acqua noi esistimo, costruimo e inquinemo ogni giorno un business nuovo, quel che c'è da rinnovare, se l'essenza spirituale che la società attuale ormai desertifica. Demo che acqua così che accresca, nutrire spirito se umana esigenza. Dolce salada, acqua, mare, tutta natura, acqua, giusta, piove rugiada, acqua viva e senza più cura. Acqua sacra, dolce salada, acqua, mare, è tutta natura, acqua giusta, piove rugiada, acqua viva e senza più cura. Fantastica, la goccia è fantastica.
Solo 2 persone nel mondo riescono a fare questo suono. No, Tu sei uno. imparare i Barbattucas, che è un gruppo fighissimo, vatti a ascoltare, fa tutto col corpo. No, e puoi dire il nome anche per gli ascoltatori? Barbattucas. Andremo ad ascoltarci Sono i Barbattucas. Un gruppo brasiliano che la percussione è il loro corpo. Sì, fanno percussioni col corpo. Bellissimo, Bello. bellissimo. Questo Ah. era un indeditone, che andrà su Grazie disco mille. nuovo col Berto. Colberto Smiling Roots. Ciao Berto. Ciao Berto, era qui sabato scorso, ci siamo fatti delle grandi risate. Yes, I- Ma è arrivato un altro messaggio che dice, testuali parole, adesso dice: le religioni si sono mangiate la spiritualità, parole sante, da un bacio a Sara da parte mia. Questa è Fulvia che ci ascolta dall'autostrada, come dicevamo prima. Va piano, mi raccomando. Sì, va piano. Beh, non so, seguire l'Adriana, no, seguire l'Adriana vanno velocissime. L'Adriana ha una Audi che è grande come una scatola di sardine. Io per entrare devo piegarmi in 4. Madonna. Sì, perché è tutta... Tutta schinsata. Sì, perché deve correre, no? Allora è piccolina, vabbè, tutta... te deve andare aerodinamico. Cioè, io in una Ferrari non ci entro, non riesco ad entrarci, non c'è niente. Meno neanche che una- arriva, ai pedai. Non che No, arriva ma- neanche fuori. Quei cuscini, sarebbe bello vederti guidare la Ferrari con i cuscini sotto il culo, no? Che così, certo. Ma possiamo da barchini, altri non siamo da Ferrari. No, vabbè, aspetta, che mi comunque c'ho Urlotta, quindi mi so da Mattiz, adesso lo cambiamo, so. ma fin prima avevo il mio cimiccione verde che ha fatto... No, mi so da barchini. Esatto. All'epoca c'era il Rainbow, che era un barchino nero bellissimo, ispirato alla band di C. Blackmore, quindi era tutto nero con la copertina di un disco dei Rainbow sulla fiancata, no? Con l'arcobaleno tenuto da un pugno. Sì, era un barchino, siccome amavano esagerare, 150 mercury Strassarla. su un barchino, andava via solo con l'elica in acqua. Dritti, sì, davvero quel barchino. Sì, ma anche adesso tu non so se hai mai, cioè, se frequenti Rialto adesso al sabato sera. Se tu vai al muro, no, in Campobella Vienna, Sì. vedi ormeggiati tutti sti barchini con le luci sotto, sotto sì. la chiglia, no, con reggaeton a baletton ma- e costa 150 mercury, e solitamente chi pilota questo barchino è coperto di tatuaggi in faccia, sulle braccia, ha il cappellino da tennis americano e piercing un po'. Vabbè, ma è l'evoluzione, voglio dire, io appunto sono cresciuta invece con gli scooter, no? Perché Certo. però è quella l'evoluzione, voglio dire, adesso, cioè io ho visto magari, qua no tanto, si è anche un po' persa secondo me sta roba del motorino, eccetera, eccetera. No, sai cosa? Ma Sai cosa? i cassi, È le che- sue biciclette. È che sono di meno, rispetto a noi sono molti di meno, cioè nella mia compagnia eravamo in 100, no? Quando poi io mi sono trasferito in terraferma, Sì, era tanta cioè, c'erano 80 motorini che si muovevano per andare al Esatto. Marmellata a ballare, no? C'erano 80 motorini, si andava a Marmellata perché l'ultimo quarto d'ora mettevano su 3 canzoni rock. Ecco. Per cui si andava Almeno là. quello, beh. Almeno quello. E si andava in 80 motorini, no? Sì, sì. Ma anche quando abitavo a Venezia, poi con i barchini ci si muoveva, eravamo tantissimi bambini. Sì, ma mi penso che tipo se invece negli anni 2000 probabilmente c'era l'evoluzione sempre del barchino con l'impiantone, buttava, non so, techno probabilmente, Sì. no? Credo Però di se sì. ciclico. Adesso questa reggaeton, roba qua, adesso- reggaeton, trap, queste robe qua, ma Era ti trap, piace esatto, i fiori, esatto. cioè, sa chi ascolta, dopo si Esatto. stufa anche loro. Cioè, la trap ormai è un linguaggio universale. Ascolta, io ascoltavo dance, voglio dire, quando certo. anche gli anni 14-15 anni, dance italiana, che poi avevi un panorama allucinante, che poi la gente possa non piacere, però, cacchio, Robert Miles, questa gente qua ha fatto dischi, comunque era roba. Robert Miles, tra l'altro, era un mio carissimo amico. per cui. Ecco, quindi... Era il direttore artistico di Radio Pordenone, poi si è trasferito a Londra, da Roberto Milani è diventato Robert Miles. No, Gigi Toccasso, nel senso no, non è che... Quindi è fisiologica sta roba qua. Sì, no, ma guarda, lo dicevamo anche l'altro giorno, cioè la dance, quella che è stata poi denigrata, no? La dance degli anni 70 che ha spazzato via il rock. Ma cosa? Cioè, cazzo, la dance era suonata, cioè c'erano orchestre che suonavano la dance. Ma i bassisti che a dance la Lega mai ascoltai? No, appunto, allora appunto. Cioè, che poi tra l'altro, grazie a quella dance è nato l'hip hop, perché i primi che facevano hip hop hanno saccheggiato, no, gli stacchetti di basso e batteria che c'erano in quei dischi. Certo, assolutamente. Sì. Quindi Sai che c'è un direttore d'orchestra tedesco che si chiama Alex Christensen e dirige la Filarmonica di Berlino, cioè dirige l'orchestra di Berlino, no, non cioè, come dicevi tu, no? Gigi Toccasso. No, Gigi Toccasso. E lui ha rifatto praticamente, se voi girate sul tubo e lo trovate, lui ha rifatto tutti i pezzi disco anni 80 e 90 con l'orchestra.
prendendosi poi dei cantanti per cantare sti pezzi, no? Ciao. Cioè non da poco. Ronan Keating, Sì, cioè, gente buona prendendo da cantare. gente in grado di... Ma da Small Town Boy Small Town Boy ero troppo small quando che ero small town. a Children di Robert Miles, a Rhythm is a Dancer degli Snap, lui le ha rifatte tutte riarrangiandole con l'orchestra, poi andatevele a sentire, alcune sono delle tipo Rhythm is a Dancer degli Snap, è bellissima. Per carità, se è musica da giostre, sì. Però voglio dire, no, la gente ha anche bisogno di ballare. Sì, però anche là, prova a rifare What is Love con la chitarra acustica, le percussioni e la voce. Fa una figata. Diventa tutta un'altra cosa. Sì. No? Però voglio dire, quella cosa è necessaria. Adesso la facciamo. È necessaria. What is love? Baby, don't hurt me. Vedi? In versione... Guarda che lui, cioè praticamente, dimmi quello che devo fare, io lo faccio. Daniele Galletta, sì, questo è. Nel senso, sì, comunque, voglio dire, la musica serve per tante robe, no? Nel senso, per quanto io cerco, cioè i testi miei non parla mai proprio non so, dei caramè o che amore certo. mio mi ha distrutto il cuore, non che ha fatto Certo. te. Però è necessaria anche quella. Cioè, se uno vuol ballare, tipo della mica fai la chitarra acustica, bisogna Sì, che ti ma metti ci una mancherebbe. cassa dritta Allora, e che la gente salti. Voglio dire, una ogni perso- roba che Certo, una il suo persona senso. saggia disse una volta che esistono solo due generi musicali, la musica fatta bene e la musica fatta male. All'interno di questi due grandi megagruppi ci sta tutto. C'è quello no? che ti piace e quello che non ti piace, però Certo, no, certo. quello è il punto focale. Quindi voglio dire, adesso la metteremo in repertorio, no altri, questa qua, What is Love. E faremo sciocchi, perché adesso abbiamo preso tutta sta roba, abbiamo preso l'onda della musica nordestina brasiliana. Prima, no, dicevi, il Brasile è gigante, no? Normalmente la gente pensa al samba, che è maschile, mi raccomando, il samba. Però appunto noi grazie a loro, insomma, poi ravanando in quello che è la musica brasiliana, sono arrivata a questa parte nord-est che è molto folclorica, cioè è tutta un'altra roba rispetto al samba. Anche i ritmi hanno questo levare che tira verso il reggae, no? Mm-hmm. E quindi noi ci siamo orientati improvvisamente verso questa direzione dei grandi, che sarebbero due nomi X, Luis Gonzaga, Dominguinhos, questa gente qua che suonava fisarmonica, pandeiro, triangolo e zabumba, che è un tamburone grosso, no? Questa era la formazione, cioè è stato Luis Gonzaga che a un certo punto ha deciso che quella che veniva chiamata musica folclorica non già era folclorica, ma doveva diventare la loro musica nordestina. E assim, poi noi siamo nordestini per forza, perché il Veneto fin prova contraria è già nord-est, quindi se salvemo sempre. E quindi questa roba qua anche per esplorare, no? Nuove sonorità, nuovi territori, la gente vedo che comunque che piace. Ma quindi ci potete fare un esempio adesso di questo Era tipo? faccio un brano. De Luis Gonzaga. Sì, quello che tu Ciao, femo il medley, la Massa Longo forse. Massa Longo, sì. Fa allora Ve Morena, le adoro. Sì, no, ma sciocchi, baião, perché Ve Morena, no, ma meus braços, come você quiser. o anche Asa Branca, Asa Branca. no? Ah, il classicone, Il va bene, classicone, dai, sì. allora andiamo proprio sulla musica classica qua, Un baião. Un baião, isso é baião. Cantiamo insieme. Ma canta te, devi mettere io. Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Gazeiro que fornalha nenhum pé de plantação. O parta d'água verde, meu gado, morreu de sede no coração. O parta d'água verde, meu gado, morreu de sede
sertão. Espero a chuva cair de novo pra me voltar pro meu sertão. Quando o verde dos teus olhos se espalhar na plantação, eu vou fazer o meu coração. Eu te asseguro, não chore não, viu? Eu guardarei o meu coração. Grazie mille, grazie mille. Siamo a Music Bakery, sabato 17 dicembre 2022, sono le 11:40, abbiamo ancora 20 minuti circa di Freve che brusa, avremo la Freve ancora per 20 minuti. Questo comunque mi dicevi era un pezzo baiano, però non... Allora, il ritmo è Baião. Baião. E lui l'autore è Luis Gonzaga. Questo praticamente è, come dire, il pezzo per antonomasia, no? Rappresentativo, che parla, cosa parla? Parla del deserto. Sapevi che in Brasile c'è il deserto? Certo. Ecco. Quindi anche Luis Gonzaga, no? Fa molte dei pezzi che scrive sono dedicati alla sua terra, no? Al deserto, che comunque a un certo punto che si è morto tutte le bestie perché non c'era più acqua. Questo dell'attaccamento alla terra, quello bello però, no? No. Non voglio neanche nominarli, no? Quello di chi ha che si è appropriato anche del gonfalone, no? Di chi ha gente là. No. Quello è esproprio Esatto. della cultura, è diverso. Esatto. Mentre, voglio dire, non so, il Veneto poi per me... Sai che sto cominciando a volergli bene negli ultimi anni, che mi rendo conto di quanta roba abbiamo noi qua, Certo. di quanto poco siamo stati in grado fino adesso, Di perché voglio valorizzare. dire, no, non è che adesso intendiamo tutto, fino adesso non siamo stati minimamente in grado di valorizzarla la nostra cultura. Se ne sono appropriati 4 manigoldi Assolutamente. e spacciano figadei per bestie intiere. Noi li chiamiamo la banda del prosecco. No, ecco, che poi fa anche schifo adesso, una volta era buono, adesso te porta che piante. Per forza, ma perché vale lo stesso come per altre peculiarità del Veneto. Secondo te, con tutte le bottiglie che vengono fatte, no? Cioè, le vigne sono sufficienti? No. Aprì la vigna. Io mi ricordo che c'era il Cartizia una volta, no? Che Menghia. e il Glera, che sono Che uve. Poi, in realtà l'uva è il glera, Sì, sempre quella. il prosecco non è In un base monovitigno, poi. in base a dove la coltivi c'ha padrone, certo. no? Il- All'epoca c'erano questi famosi 7 colli dove te potevi fare il prosecco. E invece adesso hanno esteso la denominazione anche a... Non sputana tutto, Cioè, cioè non siamo neanche assai in grado, cioè neanche in grado di, quando dico il made in Italy, cioè, ma le produzioni piccole ma fanno gola e allora, te fa pagare più schei, ma nel abbiamo- momento in cui diventate massa, Abbiamo fatto una puntata su questa cosa, no? Sul fatto che adesso c'è il Ministero della Supremazia, della Sovranità Alimentare. No? Ma anche le marche fanno un ground 100% latte italiano. Ma a me che me ne fotte che il latte è italiano, se poi è marcio, no? Cioè, che l'insalata sia italiana, se poi la coltivi in fianco all'autostrada. Cioè, ma chi se ne frega? Io Dovresti sempre- scrivere 100% sano, più che 100% italiano. Poi, se è anche italiano, cioè, se Meglio. aiutiamo l'economia, figurati. No, poi- Poi, allora, la realtà è questa: noi abbiamo delle peculiarità agroalimentari e turistiche che sarebbero sufficienti, ma lo sappiamo, è un discorso vecchio. Sì, Il sì. discorso del turismo a Venezia. Cioè, abbiamo avuto qui una persona che ha avuto un'idea, ha detto, invece del ticket, no, che rompete i coglioni alla gente con sto ticket, invece del ticket, perché non fate che chi prenota un soggiorno a Venezia paga €1 come sconto sul futuro ingresso a un museo? In questo modo, cioè 60.000 turisti al giorno, sono 60.000 euro al giorno, no? Che tu dai ai musei e alle fondazioni artistiche, alla musica, per mantenersi, per finanziarsi. Sì, sì. A cui io ho aggiunto sta cosa, ho detto perché non gliene facciamo pagare 2, che 2 euro sono una miseria, no? 2 euro a testa, una famiglia sono 10 euro. 10 euro, 1 euro lo dai all'arte, 1 euro lo dai alla residenza abitativa, lo dai per togliere tasse ai proprietari perché possano affittare ai residenti. Certo. No, risolvi due problemi, ma sai,
come dicevi tu prima, siamo in mano a 4 Manigoldi che... Non c'è la volontà di risolvere queste robe, io che se mettevo in vedi testa... la differenza fra il Trentino, il Adige e il Veneto? Sai quanto investe il Trentino in pubblicità per il turismo? Cioè, Vabbè, avete presente le campagne che fa il Trentino per il turismo? Ma tu l'hai visto come è pulito il Trentino? Madonna. Dopo Io- magari loro podrebbero anche messo il sorrisetto in più, ma se no Sì. Però nel senso, no, il loro territorio lo curano. Assolutamente. Allora adesso io sono tornata più o meno nelle mie lande, perché non sono proprio a Caorle, sono un po' più in qua, sono a San Giorgio di Livenza. E ho preso questa roba, sempre l'acqua, no? Perché Livenza, cioè, fiume, non sei proprio anche alla Rigagnolo, un canaetto. E mi faccio queste gran passeggiate, anche queste corse in bicicletta, lungo gli argini, eccetera, eccetera, no? E dico, ma guarda, c'è anche questi posti qua. Adesso stanno cominciando a fare le piste ciclabili. E mi ricordo che all'epoca, quando ero all'università, ho fatto questo esame di marketing, pensa, mi facevo lingua e mi ho fatto fare un esame di marketing. Però era stato utile, perché ho visto, cioè ho letto come erano organizzati, tipo i percorsi dei castelli della Loira, no? E dentro del mio pensavo, ma perché noi altri non siamo così avanti? Perché se tu pensi, noi avevamo le ville venete, no? L'avevamo, esiste ancora, che mentalmente avrebbe potuto essere la nostra Loira, nel senso che tu organizzi coi bus, i mezzi di trasporto, te che metti, come si dice, strutture ricettive, invece no altri, intorno alle ville venete che abbiamo fatto le fabbriche, sono industriali. Certo. Quindi la visione di Palladio, che abbiamo tirato l'acqua, abbiamo detto sì grazie Palladio, e fermo le fabbriche, no? Sì, ma il problema è che, allora, posso capire, non approvo, ma posso capire ai tempi dell'ingegnere Volpi, no, nel 1920, che pensavano che l'industria fosse la motrice, no, l'uomo doveva essere veloce, no, il futurismo, tutte quelle e hanno messo davanti a una delle città più belle del mondo, hanno costruito una zona industriale, ma a quel tempo lo capisco. Non capisco perché continuino ancora a perseguire questa strada, perché voglio dire, abbiamo chilometri quadrati di area dismessa industriale e ci fosse un progetto che viene... C'era quel fantolino di Pierre Cardin che voleva costruire una torre autosufficiente che... No, niente da fare. Cioè, la città della musica, niente da fare. No, Marghera, meglio il Pantegane e le prostitute, meglio quello che... non c'è lungimiranza. Ma secondo te, con adesso anche sti disgraziati di Emili, che vabbè, a sa chi sta dove chise, perché con quello che hanno fatto, ma secondo te se tu proponi a qualcuno di ambiente di costruire un parco tematico di divertimenti, che ne so, un resort ecologico autosostenibile, un cantiere, un museo del mare, un acquario più grande del mondo davanti a Venezia, non trovi nessuno che lo fa bonificando il terreno e assumendo manodopera del luogo? Madonna, secondo me sì, però la trasformazione che deve essere fatta qua, secondo me, è mentale, nel senso che magari lo fanno anche, no? Poi questa roba lo fanno, però dopo chi lo adopera? Infatti. Cioè a Caorle, che c'è il Museo del Mare, mi ho provato tante volte ad andare dentro, sempre sera. Certo. Faccio presente che hanno appena costruito una piscina a Marghera. Voi lo sapevate? No. Appunto. Ecco. È chiusa. Ah, ecco. Perché è chiusa? Perché l'hanno costruita di fronte alla Darsena in zona industriale. Ma adesso chi è che manda la sua ragazzina di 12 anni, no, di 15 anni, senza mezzi di comunicazione, senza parcheggio? Cioè, come fa la popolazione a raggiungere la piscina? L'hanno fatta là. Potevano farla in via Fratelli Bandiera, no? Ad esempio. Così rivitalizzavi anche via Fratelli Bandiera, no? Perché gli mettevi una piscina comunale, la gente ci andava, si creava un movimento di persone. Ma dove c'è il bello, difficile che il brutto prenda il sopravvento. Assolutamente. Questa cosa potrebbe succedere, non so, ovviamente via Piave. Parco Bissuola. Bissuola, sì, però sai, lo sappiamo benissimo che certo. non c'è la volontà, perché quelli sono tutti voti che poi tu ti prendi quando vai a fare campagna elettorale. Ma perché secondo me c'è questa cosa del 5 anni, poi chi se ne ciava? Ma che 5 anni? Rivagnaga aveva 5 anni. No, stanno 5 anni per cui non si preoccupano neanche di fare delle cose. Interessa. a Devono lungo fare termine. gli interessi loro e Certo, che vada. certo. È un po' questo, però voglio dire, siccome appunto la popolazione è al di fuori di questi discorsi, nel senso che non abbiamo le mani in pasta, però facciamo parte di sta roba, quindi anche solo a livello di energie, adesso io e te stiamo alimentando una roba no bea. Certo. Boh. Quindi a un certo punto bisogna fare, bisogna mettere sulla bilancia sull'altro piatto, bisogna mettere le robe bee, che Certo. comunque la gente è in grado di fare, tipo Radio Base.
tipo Respira Day. Certo. Tipo, cioè ci sono dei momenti di collettività, certo. Ma io guarda, che solo la cittadinanza può io riprendere. sono assolutamente d'accordo con te. L'unica, no, non è l'unica, perché è una cosa grandiosa, ma in realtà, sai, io vengo da una famiglia, attenzione, tenetevi duri, comunista. Io provengo da una famiglia comunista, mia nonna era partigiana, mio nonno era partigiano e mia nonna mi racconta che appena finita la guerra, con una situazione economica fallimentare, il Partito Comunista cosa ha fatto? Ha aperto le cooperative. E le cooperative cos'erano? Erano gruppi di persone che si riunivano e a mezzogiorno pranzavano insieme e davano da mangiare a tutti quelli che nel quartiere non avevano da mangiare. Ed era la collettività, no? Quello che poi è stato fatto anche col punk negli anni '80, Sì. no? Ma Quindi guarda- l'autoproduzione, l'autodistribuzione, quello che hanno fatto anche i Puff Gong, no? Sì, Cioè farsi i dischi da soli, suonare da soli, organizzarsi i tour da soli e dandosi una mano, no? Quella è e hai detto una cosa grandiosa, secondo me. Quello che bisogna fare adesso è muoversi collettivamente. Sì, Tradeno alto, cioè nel senso, ti dico, anche al di fuori di un ambiente di sinistra, in realtà sta roba succede. Certo, Che poi Madonna. sia diverso, nel senso, Pensa io là tutto- nel paese... Pensa da tutto al, me pare- tutto al volontariato cattolico che c'è, cioè, voglio dire Esattamente, che... là cioè, anch'io a Caorle, cioè quello che era la comunità, la collettività era parrocchia. Certo. Che non sia una roba brutta, perché bisogna anche smettere Guarda, di pensare... Posso dirti, cioè, io ho un'amica suora in Kenya che da 40 anni si spacca il culo per aiutare le popolazioni del Kenya. Quindi... È quello il discorso, Cioè- bisogna stare attenti anche, no, tante volte in questo dell'importante è che sia sto senso di comunità, nel senso che appunto quello che dicevamo prima, le cose meglio si fanno insieme. Sono d'accordo. Capisco che è difficile nel modello di società che ci hanno proposto fino adesso, insomma, che è abbastanza individualista. Te vedi dai case, no? Uno a casa sua, un condominio, non si conosce neanche. Certo. Boh. Però la gente, la mia domanda è, ma state bene? State bene? Perché se la risposta è no, l'unica cosa è devi fare qualcosa tu per te stesso e quindi di conseguenza per collettività. Certo. Cioè, devi fare qualcosa, se ti sta male, bisogna che ti faccia qualcosa per stare bene. È inutile che continui a dire, ma se la roba non mi piace, non funziona. Cioè, ok, ci sta, fai il quadro di quello che non va e che non funziona. Certo. Ma poi devi mettere sull'altro piatto cosa puoi fare tu, Certo. nel tuo piccolo, perché ogni giossa, ok, Fa bene. il mare, Sì. a fine di fiera. Il mare si è Certo. fatto del giosse, non si è fatto del mare, basta. Certo. Quindi è questo il concetto. E anche per quanto poco, fallo. Cioè, se voglio dire, per me, ti ripeto, le radio sono un bellissimo mezzo per, diciamo, mandare fuori anche questo tipo di concetti, no? Ma anche Radio Base Certo. stessa, ti dico, nel momento in cui c'è una collettività che lavora per un progetto per la collettività stessa, quello sì, basta, come a Sagra che fa in paese a San Giorgio, a me pare, tutti gli anni, e dentro chi che sia, collettività che lavora. Certo. Quindi, e l'anno che si corri politici, non c'entra più niente No. questa roba qua, capito? Quindi, quello che voglio dire, dobbiamo anche grattarsi via un fiantino sta roba che tanto ormai, attualmente, bene o male, che a gente che piace o non che piace, se l'ha perso, non siamo più 30 anni fa, qualcosa è cambiato, tante robe sono cambiate, è cambiata anche la gente. Quindi, dobbiamo cominciare a leggerli meglio i tempi attuali, per Sono poi d'accordo. poter scrivere delle robe differenti. Sono d'accordo. Quindi non si è neanche difficile adesso, no? Secondo me, ecco, i 2 anni di pandemia dovrebbero averci un po' insegnato, oltre a rallentare, al raccoglierci in noi stessi e far do conti, no? Questo a me mega, cioè, io sono già abbastanza così, insomma ho mollato la vita mondana un paio di anni fa perché non la facevo più con i ritmi veneziani, ho dovuto mollare il colpo. Però appunto questo ogni tanto il discorso che ti dicevo prima della preghiera, della spiritualità, della meditazione, c'è roba che ne fa bene e c'è gratis. Bon. Quindi coltiviamole e condividiamole dopo con gli altri, Certo. cioè proviamo a star bene gli altri intanto, perché se quando tu ti svegli e ti domandi sto bene, la risposta è no, fa qualcosa per star meglio te intanto, Sì, sono e la comunità ne beneficia per forza. Certo. No, questo E allora, per farci stare bene, dovreste fare un altro brano che poi svogliamo. siamo quasi all'ora di chiusura. Allora facciamo 2 accordi. Ciao, dobbiamo mettersi tutti d'accordo per star bene, vedi buon. Dai, questo insomma scritto a Venezia, per i veneziani anche no, insomma, perché comunque
Sì, anche perché, come dico sempre, essere veneziani è uno stato mentale. Sì, a volte, cioè, a me mi sono sentita tanto veneziana, pur non essendo da casa. Senti che roba, cioè che ibrido Se a tu, livello... se tu pensi che la maggior parte di quelli che hanno aiutato Venezia non sono veneziani, ma inglesi, americani, tedeschi. Come si fanno? Vuoi che ben... Poi a me ha dato troppo, tanto, Anche sì. a giramenti di testa, mamma. Anche no detesta. Era per non... Perché dopo mi dice che so volgare, ora mi tegno. Do accordi. Bastasse do accordi per mettersi d'accordo. 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 Invece che c'è il ritmo, invece che c'è il groove, che c'è quell'energia necessaria per vibrare. Magari do parole, do liriche pensare, per far svuotare la gente su terra inesplorare. Invece so stronzare, case bombardare, in base a vicinanza e a morte acquista importanza. Un piatto solo toa e st'altro si avanza. Un piatto solo toa e st'altro si avanza. Bastasse due accordi per mettersi d'accordo. 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 Il mondo non si dritta e sarà sempre tondo. Attento a quel che ti dici, pensi che sempre a fondo è a parole. Se fuoco, se acqua, se terra, se aria. E 10 volte non è necessaria. Bastasse due accordi per mettersi d'accordo. Bastasse due accordi per mettersi d'accordo. Bastasse due accordi per mettersi d'accordo. E invece bastasse due accordi per mettersi d'accordo. Vivevo su un'isola dove tutto si ispirazione, dove tutto può far pensare, dove il tempo si può fermare. E anche che siamo in pochi, per ragionare se fermo a tocchi. Grabum! Sempre divisi, mai compatti coi che tocca il suo, ispignata come i matti. Guarda più spesso l'acqua che tutto fa fluire, compresi quei pensieri che ti aiuta a vivere. A vivir, te aiuta a vivir, a vivir. Evviva! Grazie mille, grazie mille. Grazie a Teone. E il tempo che ci è stato concesso è finito, la Freve è passata, ma non ancora passata, perché tornerà a brusare
ancora più forte, e noi ci auguriamo di avervi ancora non appena presentate uno dei vostri dischi, visto che mi state facendo a io. Noi ci riserviamo di avervi ancora qui in questo spazio che è dedicato alle band, appunto, che è Music Bakery, che va in onda tutti i sabati mattina, vi ricordo, e poi in replica non lo so, ma ascoltate Radio Base così lo scoprirete. E c'è scritto lì ma essendo io orbo di natura, più orba. boh, vabbè, lo scopriremo forse solo vivendo. E con i Freve che Brusa è tutto, e noi vi ringraziamo tantissimo, ragazzi, grazie per questa musica. Voi per l'ospitalità. Ne usciamo arricchiti nello spirito, grazie a questa musica meravigliosa, e anche nella cultura, perché ci avete spiegato cose che non sapevamo della musica brasiliana, e speriamo di poter ampliare ancora queste nostre conoscenze. Grazie ancora, ragazzi, buona giornata. Bella. E Music Bakery sta per terminare, perché c'è poco tempo, e quindi a sabato prossimo. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao a tutti, grazie.